Amici sportivi e toscani amanti dei motori, buonasera. Eccoci arrivati all'11ª puntata di Toscana TV Motori, abituale settimanale di motorismo che si occupa di ciò che succede nella nostra regione e non solo. Inizieremo con un servizio sul recente rally della Val di Nievole ed un focus sulla presenza dei piloti toscani alla Targa Florio. Dopodiché, visto che questa settimana sta passando nella nostra regione la 1000 miglia storica, leggendaria corsa di queste stupende ed affascinanti vetture storiche nel rientro da Roma capitale verso Brescia, esattamente nella tappa che va da Roma a Parma, faremo vedere un servizio inerente appunto all'edizione 2017, che veramente è stata molto bella e soprattutto seguitissima come al solito. Primi ospiti in studio Paperini e Fruini, ovvero ottimi ottavi assoluti al rally della Val di Nievole, ma primi della classe R2B. Pensate, primi con largo vantaggio sul secondo, nonostante fossero alla loro prima gara appunto con vetture di questo tipo. Torniamo alla velocità con un servizio sulla recentissima Scarperia Giogo, corsa di velocità in salita per auto storiche che si è svolta su una parte dell'antico circuito del Mugello, esattamente sulla statale 153 per quasi 8 km. Il nostro servizio appunto di cronaca di questo avvenimento toscano. Nel finale troverete anche una cosa importante, perché da grande amante del sound dei motori ho trovato un camera car abbastanza spettacolare e soprattutto armonico della BMW M3 che i fratelli Balletti, veramente team di punta e di riferimento nella preparazione delle vetture storiche, ha fatto debuttare appunto nella corsa in salita fiorentina. In questa 11ª puntata ritorna la rubrica Parliamone. Questa settimana abbiamo in studio con noi Max Sghedoni, veneto di nascita, veneziano soprattutto, precisando, ma toscano da molto tempo, col quale parleremo dell'ormai imminente rally dell'Elba, che da quest'anno è rientrato nell'elenco del calendario del campionato italiano rally, ovvero la massima espressione rallistica tricolore. Infine un altro ospite, sempre in studio, con rimpallo ancora alla velocità, quel 18enne, quasi 19enne d'assalto che si chiama Riccardo Pera, che domenica scorsa a Monza ha vinto la classe GT nella 4 ore valida per la Le Mans European Series. In coda a questa intervista, dove si parla di tutto, del futuro e delle sue ambizioni, un servizio su un altro team toscano, il Villorba Corse, dove il pilota di punta e di spicco e di riferimento è Roberto Lacorte, il famoso guerriero pisano che l'anno scorso giunse nono alla 24 ore di Le Mans, appunto partecipante alla 4 ore di Monza, e dove si sono ben piazzati nonostante qualche problemino ai box. Infine, a terminare questa 11ª e robusta puntata, come potete vedere, di servizi, il consueto blocco dei filmati di AC Sport. Ci rivedremo fra circa 80 minuti per i saluti.
Un classico primaverile, il rally della Val di Nievole, che anche quest'anno ha sviluppato il percorso della 34esima edizione sulle strade del Montalbano, risultato gradito ad oltre 90 concorrenti. Esecuzione che sarà ricordata in modo particolare da Tobia Cavallini, che l'ha vinto, poiché ha deciso di essere il capofila dell'elenco iscritti pochi giorni prima del via. È proverbiale però che la fortuna aiuta gli audaci e per il pilota di Cerreto Guidi partire col numero 1 nella terza prova del campionato toscano con la Skoda Fabia R5 e un nuovo copilota, il versigliese Giuliano Manfredi, alla fine è risultato essere un trittico vincente, oltre che di provata e notevole esperienza. Spesso le gare organizzate all'ultimo riservano sorprese poco piacevoli, invece per Cavallini il Val di Nievole si è rivelato meno difficile del previsto e dopo 8 speciali e 2 giorni di gara il pilota della Jolly Racing Team ha potuto scrivere per la prima volta il suo nome nell'albo d'oro di questa datata gara toscana. Per Cavallini correre sulle strade di casa è stato un crescendo di sensazioni e molto del suo successo è da unire ai 4 migliori crono del sabato, 2 a Larciano e 2 a Lamporecchio, poiché domenica la musica è cambiata ed il vantaggio accumulato si è dapprima ridotto per uno sbaglio a Buggiano, la quinta speciale, ed infine per un problema elettrico che poteva costar caro, ma a cui il team ha saputo ovviare con abilità, permettendogli il meritato trionfo in piazza Vittorio Veneto davanti alla sede comunale di Larciano. L'atteso Luca Artino, tornato in coppia con Gabelloni, cercava il tris di vittorie nella gara di casa ma non ce l'ha fatta. Però il driver di Lamporecchio ha sfruttato al meglio la sua gara per ritrovare fiducia e quel ritmo che tempo fa lo rendeva vincente, soprattutto a livello psicologico. Circa 4 secondi dividono alla fine i primi 2 in classifica, col portacolori di Art Motorsport che voleva regalare il successo alla primogenita Ginevra, ma sul palco d'arrivo i larghi sorrisi presenti sui volti della famiglia Artino hanno sottolineato la reazione ad un inizio di 2018 non certo splendente. Terzo gradino del podio a oltre 15 secondi dal leader per Pinelli Bugelli, Fiesta R5, inseriti nel programma agonistico regionale di Hankook e col pistoiese intenzionato a lottare per quel titolo toscano perso di pochi punti l'anno scorso. Ottimo quarto Luca Pierotti, all'esordio con una 4 ruote motrici di categoria superiore rispetto alla solita R2B. Sempre affiancato da Manuela Milli, l'avvocato lucchese ha dimostrato di avere il potenziale del pilota vincente, con riscontri crono di vertice e senza soffrire l'ansia da debutto. Ha preceduto Marco Cavalieri, gentleman fiorentino presente nelle classiche del panorama realistico toscano, che con regolarità e vettura del momento, la Skoda Fabia R5, ha fatto suo il quinto posto davanti ad un altro imprenditore col pallino dei motori, Pierluigi Della Maggiora, affiancato da Titti Ghilardi su un'altra Fabia. Buona la performance di Fagni Massaro, quest'anno in gara con la 306 Maxi Kit Car, che grintosi e decisi hanno conquistato la 7ª posizione finale davanti ad un giovane di futuro avvenire, quel Thomas Paperini che, salito per la prima volta con Fruini sulla 208 R2, ha vinto la classe con oltre 13 equipaggi iscritti, dimostrando talento ed abilità. Discorso inverso per i lucchesi Mori Cesaretti, amanti della sempreverde e melodiosa BMW M3, vettura che nonostante gli anni gode di molti estimatori. Con la sola trazione posteriore hanno regalato spettacolo, con traversi che incidono sulla classifica, noni alla fine, ma che tanto piacciono sia a chi guida sia a chi assiste. Ecco ora immagini di alcune curve della speciale di Lanciole per gustare le differenti traiettorie di alcuni protagonisti, oltre al sound dei loro propulsori.
stati l'Elbano Bettini, tradito sabato dall'affezione della sua Fiesta R5, e le consolidate coppie Lenzi Cerone, Boncristiani Bertagna e Sgadò Perrone, tutti con Renault R3C. Molto attardati per il rientro in gara domenica grazie al Super Rally i fratelli Giordano, volonterosi quanto insistenti fautori del progetto asfalto dell'unica Mitsubishi Space Star R5 in Italia, che non trova però la tanto agognata competitività. Ora, quasi un mese prima del Reggello, gara di fine estate che ha cambiato gara con l'Abeti, indotto a spostarsi per problemi del rally e della Liba Betone, coi flussi turistici del comprensorio montano-pistoiese. Edizione da ricordare la 102esima Targa Florio, la corsa più antica del mondo, valida come terza gara del CIR, il massimo campionato tricolore rally. Numerosa e scelta la partecipazione dei toscani in Sicilia, a riprova che il 2018 è anno importante per verificare velocità e carattere al di là dei confini regionali. Se il secondo posto di Paolo Andreucci, battuto dal messinese Antonio Nucita, serve più ad esaltare il tradizionale difficile percorso siciliano, ma anche la prima vittoria della Hyundai nel CIR, oltre al successo di un pilota e team privato che hanno azzeccato la lotteria delle gomme nei confronti di due squadre ufficiali che dispongono di mezzi, aggiornamenti e pneumatici migliori, chi ha meravigliato con un favoloso quinto posto assoluto è Luca Panzani, punta di diamante della neonata Plus Rally Academy di Hankook Italia, che proprio grazie alle performanti gomme coreane in specifica pioggia è risultato per la prima volta il più veloce in una speciale, alla presenza di tutti i big. Una gara che sottolinea la fluida guida del pilota lucchese e la positiva simbiosi con la Fiesta R5 di Valbosca, oltre ad una continua maturazione agonistica. Dopo 3 gare e 3 arrivi, Panzani è quinto nella generale piloti e seconda in quella asfalto, reale e possibile obiettivo 2018. Rudy Michelini, Skoda Fabia PA Racing, dopo il ritiro di Sanremo ha espresso in Sicilia una guida intelligente e nelle Madonie, dopo un avvio difficile, sacrificando exploit per ritrovare punti e classifica, ha dimostrato concretezza e volontà. La gara siciliana, mai come quest'anno insidiosa e di difficile interpretazione, alla fine lo premia col 7° posto, ovvero punti importanti per il campionato asfalto, suo bersaglio del 2018, dove tuttora è terzo, ma anche ottimo sesto nella generale CIR, sempre dietro a Panzani. Alla sua prima partecipazione in targa, Leopoldo Maestrini ha capito subito il fascino di questa corsa magica per tradizione e pubblico, ma difficile da capire. L'errore della seconda speciale, affrontata con gomme non idonee, ha scavato un solco profondo in classifica e la seppur positiva reazione non ha permesso di ripetere i risultati di Ciocco e Sanremo, ma pur scalando di una posizione finale, il 12° posto in classifica aumenta il bottino di punti nel campionato asfalto, dove il pilota di Scarrino ora è sesto in graduatoria. Ciao, viva la targa, ciao! Tommaso Ciuffi in Sicilia non ha vinto la classe R2B, ma in ottica campionato il giovane fiorentino ha mantenuto costante il suo rapporto positivo con arrivi e risultati. Una sequenza che a fine anno darà frutti. Portacolori di AC Team Italia, Ciuffi ha corso la targa alla Garibaldina ed alla fine, pur risultando quasi sempre più veloce, col testacoda nella terzultima speciale, consegna la vittoria della classifica junior a Damiano De Tommaso, pilota ufficiale di Peugeot Italia. Un altro giovanissimo, Christopher Lucchesi, ha ben figurato sugli infidi asfalti della Trinacria. Lucchesi Junior ha vinto la categoria RGT con l'Abarth 124 Rally curata da Bernini
classificandosi 18° assoluto e segnando un tris di allori nelle prime 3 gare del 2018. Con questo risultato Lucchesi e Pollicino si confermano sempre più leader della classifica RGT nel tricolore rally. 19esimi nella classifica assoluta ecco Campanaro Porcu, equipaggio di Mack Racing al debutto nella storica corsa siciliana. I 2 portacolori del neonato team pistoiese portano a casa un valido apprendistato come esperienza, pur accusando parecchio il complesso tracciato siculo, reso più incerto dalle condizioni meteo. Chiudono ai piedi del podio nella classe R2B, dove slittano per un'ingiusta penalità contro la quale, pur facendo reclamo, non trovano accoglienza in direzione gara. Restano però al comando della classifica assoluta R2B nel campionato italiano rally. Protagonisti inversi in Sicilia sono stati Corin Federighi e Stefano Martinelli. Se la pilota massese in coppia con Monica Cicognini è riuscita a prevalere nel confronto rosa ed a garantirsi uno score positivo a livello assoluto in una competizione che ha testimoniato elevata selettività, l'ambasciatore di Barga, anche quest'anno in gara nel Suzuki Rally Trophy, dopo un avvio positivo nella super speciale scivola fino alla 4ª posizione, dietro al piacentino vincente Cogni, al ligure Poggio ed al vicentino Scalzotto. Martinelli però resta secondo nella classifica generale del trofeo. Ultimo in questa selezione riservata ai toscani, ma non nelle classifiche, Federico Santini, che ha preferito ritirarsi dagli asfalti siciliani dopo aver subito una doppia foratura ed accumulato notevole ritardo. Santini, guascone garfagnino, è convinto che qualcuno abbia messo in traiettoria delle pietre, causa della doppia foratura sullo stesso lato della sua Fabia R5. Ma lo invitiamo a non dar peso a questa teoria, poiché spesso inopportune presenze sull'asfalto sono il naturale risultato di tagli estremi di altri precedenti concorrenti. La prossima gara del CIR, il 51esimo rally dell'Isola d'Elba, in calendario per il 25 e 26 maggio, sarà la seconda gara di casa per i toscani impegnati nella massima serie. Auguriamo ai beniamini del Granducato degne performance e notevole pubblico.
Amici sportivi, amanti del motorsport e soprattutto amanti del motorismo regionale, ecco che abbiamo in studio con noi questa sera la coppia che al recentissimo Rally della Val di Nievole ha menato fendenti a destra e a manca nella classe R2B, arrivando esattamente a scalare la classifica fino all'8° posto assoluto, ovvero alla mia sinistra Thomas Paperini, sì, classe 1996 e membro della Pistoia Corse, lo vedete dalla camicia che indossa, e alla mia destra Simone Fruini, suo navigatore, classe 1991, ex ciclista, quindi il nostro muro, il nostro murale per te è abbastanza familiare. Sì, bene. Sì. Dunque, mi dicevi prima a telecamere spente che il recente Val di Nievole per te è stata la gara perfetta. Ora spiega ai nostri telespettatori come e perché. Diciamo, è stata la gara perfetta perché era molto sentita come gara, era la prima gara dell'anno, quindi l'avevamo preparata nei minimi dettagli. Tu eri alla prima gara con una vettura R2B. Eravamo al debutto con la 208, sì. Perfetto, fatta dal mitico Cecchini. Della 2M Motorsport. Quindi ragazzi, mai montato su questa macchina, subito, immediatamente 4 prove, controllano la classifica e vedono che il secondo è già a quasi 30 secondi. Cioè, così è, pronti via. Qual è stata la prima impressione? O lui ti raccontava delle bugie oppure c'era qualcosa di strano. Raccontaci. La prima impressione, subito il sabato mattina allo shakedown, ci siamo trovati subito perfetti con la macchina. Cioè praticamente non hai regolato nulla, nemmeno il sedile sulle guide. Mi sono affidato completamente a Cecchini e la macchina è comportata in maniera perfetta, abbiamo subito preso un ottimo feeling e già a fine shakedown avevamo della consapevolezza di poter far bene. Poi entrati in prova... I tempi hanno parlato. parlato. Senti un po' Simone, ma tu da dentro ti rendevi conto che effettivamente eravate di un altro passo? Ma, sinceramente, come diceva Thomas, fin dalla mattina abbiamo avuto la sensazione di andare bene. Poi è chiaro, non sai mai come sono i tempi confrontandosi con quegli altri, quindi entrati in prova siamo entrati con il nostro passo, abbiamo fatto quello che potevamo fare e poi vedendo i tempi potevamo fare veramente bene perché abbiamo fatto degli ottimi risultati, quindi è andato veramente bene, inaspettato perché già la prima sera con 30 secondi ci ha un po' sbalordito la cosa. Ecco, tu avevi fatto conto di dovertela lottare con i vari Lucarelli, Nesti, Ancillotti, eccetera, gente che sulla R2B già qualche gara l'ha fatta. Sì. È stato uno stupore per te vedere che dopo 4 prove avevi quasi 30 secondi di vantaggio oppure hai detto, oddio, son desto, che è? No, abbastanza stupito ero, infatti, perché noi abbiamo fatto il nostro passo senza mai esagerare e i tempi venivano fuori, quindi eravamo molto contenti. Quanto tempo avete dedicato, Simone, a provare questa gara? Ma senti, la gara fondamentalmente la conoscevamo bene e abbiamo fatto le nostre ricognizioni con i 3 passaggi a prova perché in ottica futura abbiamo sempre pensato di non dover esagerare con i passaggi nelle prove speciali e quindi abbiamo tenuto i nostri 3 passaggi a prova. E a regola sì, anche prove conosciute è sempre più semplice 3 passaggi, però questo è il regolamento e va rispettato e bisogna adeguarsi, riuscire ad andare forte con i 3 passaggi. Sentite un po', qua però dovete dirmi la verità, e cosa vi siete detti sabato sera a metà gara? No, perché qualcosa si dice sempre nell'abitacolo, quindi qua fate finta che non ci fossi, però insomma ci aspettavamo qualcosa di più oppure... No, ci aspettavamo qualcosa di meno, perché insomma andare a letto il sabato sera nella top 10 è stata una bella soddisfazione. E alla domenica mattina hai detto si continua nello stesso passo oppure si amministra? Abbiamo Buggiano, era la prova, ci tornava un pochino peggio, quindi abbiamo un po' gestito. Mentre sul Lanciole, che conoscevamo un po' di più... E che poi avete fatto una volta sola per il tragico evento che è successo. Abbiamo appunto mantenuto il nostro passo, tenendo un ottimo passo, diciamo.
Bene ragazzi, anche perché poi hanno vinto sul secondo classificato di classe R2B con 58 secondi, cioè quello che ai miei tempi si chiamava una vita, perché quando si arrivava a 2-3 secondi era una gara combattuta, a 58 dicevi vabbè tu sei un paracarro e si sa, e noi invece si va, e beh erano così, cambiano gli anni ma la realtà sono sempre quelle, le misure sono quelle lì. Senti, come ben sai, e soprattutto anche tu lo sai, purtroppo il tempo corre veloce, quindi siamo abbastanza compressi. La realtà è Sun Budget, il famoso santo che tutti gli appassionati di motori si votano per cercare di trovare la sua intercessione. Qual è la tua prossima idea di corsa, soprattutto portata dal fatto che appunto Sun Budget ti dia una mano? Se Sun Budget ci dà una mano, vorremmo fare gli appuntamenti toscani della Coppa Italia, quindi ovvero Reggello e la gara di Casa Pistoia, per cercare di ben figurare in R2. Vedremo. Vedete, è bello partire con un'intervista con persone che sanno esattamente, che sono proprio rilassate, almeno così danno l'idea di essere, anche perché Thomas è già stato da noi l'anno scorso, eccetera, non con la stessa bianca fulvida camicia ma con un'altra, e fondamentalmente però quest'anno ha dimostrato che facendo il passo da una categoria inferiore dell'anno scorso e giustamente salendo di un gradino si è dimostrato una persona dalla testa vincente, soprattutto dal piede pesante. T'aspettavi tu, che sei al tuo solo terzo anno di attività, di navigare un pilota così volenteroso nel fare risultati, ma soprattutto anche sicuro nella guida, perché vedendo le immagini non sbaglia traiettorie, l'impostazione esiste, ma è una staccata fuori luogo? Come l'hai vissuta? Sì, sinceramente io ho sempre detto a Thomas, e comunque ho questa idea del navigatore e del pilota come due persone, due amici in macchina che riescano a legare in maniera particolare e che vanno insieme con la fiducia. E sinceramente, anche perché gli errori possono venire da una parte e dall'altra, assolutamente. Nessuno ha mai preteso l'impossibile. E niente, crescendo insieme sicuramente sono cose belle e difficili da poter interpretare all'inizio, però ora dai, diciamo che ci siamo trovati bene e le cose ci stanno dando ragione, quindi siamo felicissimi per questo. Aspettiamo di andare un po' avanti e vedere che dice i tempi, magari confrontandosi in altre gare. Bene signori, Big Ben ha detto stop, noi ringraziamo Thomas Paperini e Simone Fruini, grazie a voi. Che oltretutto fanno anche rima fra di loro, e la realtà è che finora hanno fatto una gara e non hanno avuto rivali. Si spera che se Sun Budget farà questo grande miracolo saranno le persone da battere al prossimo Reggello, dopodiché ci sarà Pistoia dopo tutta la fase estiva. Di riposo. Infatti fa troppo caldo correre così, e magari ce le ritroveremo a fine stagione che vedremo magari, che ne so, una bella scia di risultati, qualcosa di più, e sicuramente cominceranno a pensare magari a qualcosa di più impegnativo. Speriamo. Diciamo che questa è la previsione, poi sì, chi vedrà. Certo. Ok? È stata un'appassionante sfida sui centesimi di secondo la Scarperia Giogo 2018, terzo round del campionato italiano velocità salita autostoriche, svolta sui 7.650 metri della strada statale 503, con dislivello di 570 metri, parte dell'antico circuito stradale del Mugello. Miglior tempo assoluto per Uberto Bonucci su Osella PA 990. Il senese del Team Italia ha regolato la sua azzurra biposto durante le prove ed in gara ha sferrato l'attacco decisivo che gli ha permesso di avere la meglio su Stefano Peroni, l'altro pretendente al primato, staccato a fine salita di quasi 2 secondi. Il fiorentino, che col secondo tempo assoluto ha vinto anche il quarto raggruppamento, fa così tris di successi in altrettante gare disputate con la Martini MK32, monoposto che Peroni Junior prepara nella Factory di famiglia.
Terzo tempo per il milanese Walter Marelli, Osella PA990 con motore 2000, per il quale sono stati efficaci le regolazioni nelle manche di ricognizione del sabato. Sotto al podio con un altro primato in secondo raggruppamento Giuliano Peroni Senior, anche lui al tris di successi tricolori stagionali sull'agile e scattante Osella PA3, con cui allunga nella classifica tricolore, anche se il driver fiorentino recrimina per qualche errore di troppo nella gara di casa. Quinto tempo per un altro milanese, Alessandro Trentini, che ha ricevuto ottimi riscontri dalla sua Dallara di Formula 3 dopo le opportune regolazioni. Terzo di categoria la sempre più disinvolta Chiara Polledro, che sulla bianca Formula Abarth ha conquistato un tris di affermazioni di classe e nella classifica delle dame. Portacolori della Valdelsa Classic, la piemontese per soli 73 centesimi ha preceduto Maurizio Rossi su Formula Alfa Boxer. Altro abbonato alla vittoria di gruppo Tiberio Nocentini, tornato alla vittoria su Chevron B19 dopo aver ripristinato il motore rotto al via di gara 2 a Montefiascone. Ha avuto la meglio su Angelo De Angelis, Neros Silhouette, biposto di classe 1600 e Vittorio Mandelli, Jaguar E-Type, primo delle GT Over 2000. Settimo nella generale, terzo primato consecutivo tra le sport nazionali per Guido Vivalda sulla Lucchini Alfa Romeo. Più veloce negli sport nazionali di Sandro Zucchi, anche lui su Lucchini, mentre il bolognese Brando Motti sulla muscolosa ma agile Porsche Carrera RS ha condotto un'ottima gara, precedendo sul podio di categoria il palermitano della scuderia Etna Matteo Adragna, che ha trovato un'ottima intesa col tracciato alla guida della Porsche Carrera curata dal team Balletti. Proprio i fratelli Balletti, siciliani di nascita ma piemontesi d'adozione, hanno portato al debutto alla Scarperia Giogo una fiammante BMW M3, il cui inebriante sound è risuonato sia al paddock del Mugello sia lungo il tracciato della storica salita fiorentina. Ecco un breve accenno della sgargiante 6 cilindri tedesca, condotta in gara dal determinato Massimo Perotto, che in configurazione DTM è risultato 10° all'arrivo. Tutto bene, la strada era a posto, oggi tranquilla, la temperatura, la stagione, ieri non avevo le gomme nuove, stamane le gomme nuove, insomma mi sono impegnato perché per me questa è una strada molto difficile, perlomeno molto tortuosa e si dura veramente fatica. Minimo errore lo paghi subito, no, ma insomma è andato tutto bene, dai. Poi oggi è il mio compleanno, mi sono fatto un regalo, sicché va bene così. Qui ho patito molto su questi tornanti e sulle curve strette, pativo un po' di trazione, non era abbastanza, non era sufficiente. Poi oggi ho commesso anche un erroretto giù in basso e mi sono giocato la gara. Prossima gara della specialità salite autostoriche sarà a metà giugno Lo Spino, in provincia di Arezzo. Amici sportivi e toscani amanti dei motorsport, buonasera.
Ecco che con l'aprirsi delle telecamere vedete qua al mio fianco Max Sghedoni, ovvero 43 anni di professione nell'ambiente rellistico, 43 campionati e titoli italiani e vinti fra gruppo 1, gruppo N, 2 ruote motrici, europei, come direttore sportivo di Subaru, eccetera. Cioè, quello che mi ha detto a telecamere spente il geriatra, lui dice, dei rally italiani. Buonasera Max. Ciao a tutti. Allora, ho invitato Max in trasmissione perché con lui, che rappresenta la fase storica dei rally, quella che ambedue abbiamo vissuto negli anni d'oro, secondo noi, della specialità, voglio ridare fiato e ossigeno a quella rubrica che molti di voi si ricordano e che era anche molto gettonata, ovvero Parliamone, cioè mettere di fronte a voi delle motivazioni e delle argomentazioni inerenti il mondo delle corse, così come se si fosse tranquillamente sul divano di casa oppure al bar e discuterne con pacatezza, ma mettendo praticamente alla ribalta eventuali problematiche ed eventuali anche risoluzioni. Quindi iniziamo. Bel impegno. Sì, è una cosa che sarà un appuntamento almeno periodico, ma che soprattutto sulla quale Toscana TV Motori conta. Iniziamo dal campionato italiano rally perché poco tempo fa si è effettuata la 102esima Targa Florio, ovvero a Cursa, ovvero la corsa su strada più antica del mondo. Non si è mai capito qual è veramente il numero di queste targhe, perché ogni tanto festeggiano il centenario, questa è la 100ª Targa Florio, poi se fai i conti, 102, 103, ogni tanto salta fuori il centenario, arrivano le sovvenzioni e tutti sono contenti. Però l'Elba è la Targa Florio è già stata effettuata e invece fra poco meno di una decina di giorni, tutta la tribù del Circo dei Rally tornerà finalmente sull'isola toscana, sulla più grande delle isole dell'arcipelago toscano, ovvero l'Elba, per un ritorno alle origini che io e te abbiamo fatto un tot di volte della nostra... Un tot di volte, io l'ho fatta tante volte e sono anche orgoglioso di dire che me la sono vinta nell'84 con Franco Cunico e con lo 037 della Gol d'Italia, che aveva una bellissima livrea bianca, rossa e verde come la nostra bandiera. E sinceramente tornare all'Elba è sempre una soddisfazione perché se la corsa è la corsa, l'Elba è ineguagliabile. Le sue prove, il monumento, la Due Mari, il Volterraio, fanno parte della storia e la storia non la dimentichi. Questo è vero, però purtroppo la storia è tale e rimane ancorata a se stessa, il progresso va avanti e ovviamente tu sai benissimo che adesso come adesso di terra all'Elba praticamente non ce n'è più. Ma difatti questa è una gara d'asfalto, io dell'Elba mi ricordo il Volterraio, mi ricordo i tempi che facevamo, oltretutto il Volterraio lo correvamo con gli slick perché era talmente bella come terra e si faceva 7-10 all'epoca col gruppo 1. Poi c'era la prova di San Martino. C'era la prova di San Martino, bruttissima. Il famoso Pietra Macadam, una cosa... Poi c'era la Segagnana, che già il nome per se stesso ti fa ricordare certe cose, era veramente una Segagnana micidiale. Poi Capoliveri era la mitica, erano 34-36 km di terra, ma erano gare che duravano 3 giorni, erano gare che duravano una vita, cioè con una gara facevo un campionato italiano da adesso. Targa Florio, per esempio, quando l'ho vinto, anche quello nell'84, che per me è stato l'anno magistralis, era 1360 km e 620 km di prove speciali e ci ho messo 6 ore e 43 minuti e un tot secondi a blaterare notte. Ti ripeto, adesso neanche un anno di corse lo fai, perché dopo una prova di 5-6 km sono già tutti stramazzati che vorrebbero l'ambulanza, l'ossigeno, il defibrillatore e quant'altro. È vero. E noi andavamo a grappa e super senza tu andavi a grappa perché razza Veneto, razza Piave... Non andavo certo con l'Amaro Lucano. No, beh, certo. La realtà però è che l'Elba, dicevamo, ha ovviamente questo grande fascino e che a me sinceramente negli anni passati dava un po' fastidio pensare che l'Elba non potesse tornare a pieno titolo nel calendario del campionato italiano rally, cioè la massima espressione del realismo nazionale. Quindi
ritornando dopo aver fatto tutta la sua bella trafila, fatta di Coppa Italia, fatta di gare valide per l'IRCAP, il campionato italiano VRC, eccetera, ecco che finalmente riapproda alla massima titolazione. Sai, io ti dirò che l'Elba ha tutte le caratteristiche, soprattutto morfologiche, per poter essere considerata di diritto una gara non solo storica, ma una gara perfettamente adattabile a quelle che sono le esigenze di un rally. Vi sono altre prove in cui adesso sono comparse le rotoballe, è comparso di tutto perché ormai siamo giustamente esasperati dal concetto di sicurezza. Il nostro è uno sport pericoloso, in Inghilterra scrivono motorsport is dangerous, in Italia non lo scrivono perché non sanno l'inglese, ma il concetto rimane quello. E purtroppo, come in tutte le cose, gli anni che viviamo sono gli anni dell'esasperazione e si va a cercare l'impossibile pur di tutelarsi giuridicamente. L'Elba sinceramente ha delle prove speciali che non ti permettono delle medie molto alte, perché la Due Mari piuttosto che il Monumento o il Volterraio sono prove dove riuscire a fare i 60 km all'ora è un lusso per pochi, e di conseguenza ben venga di nuovo l'Elba. Ovviamente dovrà cimentarsi con le nuove problematiche, soprattutto di alloggiare questi team che curano ormai molto più l'apparire, l'essere, quindi avere grandissimi motorhome, mentre una volta si viaggiava a panini, pane soppressa e prosciutto, che se ti ricordi ci dava la moglie di Conrero o di Angiolini. L'assistenza era: apriamo il cofano della macchina. Io ti dico, guarda, io il primo pilota ufficiale, navigatore ufficiale di Ford Italia, il primo camper che ho visto in vita mia l'ho visto proprio all'Elba, al parco assistenza di Marina di Campo. Era un camperino di quelli da 2,5 metri e secondo me si erano dimenticati anche la maîtresse della sera prima, però là ho visto il primo camper e la prima bistecca in vita mia, non sapevo neanche cosa fosse. Bene, dunque Elba quindi ritorno alle origini, ma anche e soprattutto è la quarta gara di queste 8 che compongono il calendario 2018 ed è soprattutto la quarta gara di asfalto, perché dopo l'Elba ci sarà quasi un mese di intervallo e si arriverà alla prima gara su terra che sarà San Marino. Sì, però... Ora, è inutile che ti chieda se ritieni giusto che ci siano su 8 gare 6 d'asfalto e 2 di terra, perché hai vissuto i tempi in cui c'era il famoso, come si chiamava il buon responsabile di Subaru? Alberto Zambelli Rain. Alberto Zambelli Rain, che andava a picchiare i pugni, diceva: se non mi fate il numero paritetico di gare di terra io non mi iscrivo prima di tutto, al campionato. Anche perché allora io ero direttore sportivo della Subaru, Alberto era il marketing manager di Subaru Italia, noi avevamo una macchina vincente sulla terra che era la Subaru Gruppo N, abbiamo vinto campionati europei, italiani, con Longhi, con Navarra, con Aghini, quindi con la Sciascia anche il femminile, che con la navigatrice toscana. Ma al di là di questo, poi oltretutto nel mondiale le gare sono su terra, la maggior parte sono su terra. Una volta c'erano gli italiani che erano bravissimi dappertutto, vedi Biasion che si è vinto anche dei campionati mondiali, i francesi erano specialisti dell'asfalto. Sì. Adesso gli italiani stanno diventando specialisti dell'asfalto e la terra purtroppo per vari motivi, i motivi sono molto semplici. Primo, non ci sono più strade di terra, non le trovi, perché anche se tu vai in Sardegna non trovi più le strade di terra. Secondo, i sindaci non ti danno più permessi perché i costi di ripristino della terra sono astronomici. Cioè, purtroppo il fattore economia è destabilizzante. Poi ci sono tutte le problematiche legate all'ecologia, per cui i verdi, non verdi, gialli, azzurri, quelli che sono, per carità di Dio, non andare a toccare le prove speciali. Addirittura ci hanno contestato che mettevamo in crisi la cova delle uova delle pernici piuttosto che la nascita delle bisce, dei serpenti o delle formiche. Ti ripeto, in tutti i settori in cui l'uomo si immerge troviamo gli estremismi e noi purtroppo con uno sport pericoloso, rumoroso, casinaro, chiassone e quant'altro viviamo tutte queste difficoltà.
molto più facile correre sull'asfalto, ma che vada, piove e dopo si asciuga. Sulla terra le macchine attuali di 4 ruote motrici scaverebbero dei buchi delle fosse che poi alla fine diventerebbero un problema per chi ti ha dato i permessi. Esatto, quindi, però ti ripeto, una volta si battevano i pugni e la federazione che ci seguiva, perché c'erano uomini che erano in grado di farsi rispettare dalla federazione, cosa che non avviene oggi, perché adesso la federazione fa un po' quello che vuole, ma anche, lo dico proprio apertamente, secondo me non seguendo quelle che sono le logiche dello sport, siamo costretti a vivere di asfalto, e ben venga, perché almeno possiamo correre. Bene, ultimo pensiero legato all'Isola d'Elba è che secondo me chiunque abbia vissuto nel periodo sull'isola, nel periodo in cui ci sono le gare, sia quello moderno sia quello di autostoriche, non può assolutamente negare che all'Elba si respira proprio il profumo di rally, proprio perché forse sarà lì, non si può fare a meno di incrociare, vuoi o un'assistenza o un equipaggio. L'Elba nel mio cuore è l'Elba dei motorini, l'Elba che aveva anticipi sulla carta di 8-10 minuti, poi quando eri seguito dallo sciame dei motorini, se arrivavi se no al controllo orario in tempo era già una conquista. L'Elba per me è il ricordo di quando, finita una gara, si andava a Portoferraio a prendere le ape car, i motorini dei noleggiatori, quelli che ti portavano le valigie, e poi si facevano le gare in albergo, che si tuffava più profondamente dentro la piscina o più lontano dentro la piscina, tutti coi caschi. Cioè, non solo l'Elba, ma l'Elba era, poi oltretutto quando la sera tu andavi a provare e ti ritrovavi sul Monte Perone oppure sulla Falconaia, a Cavo, in mezzo a questa atmosfera, questo ambiente, questa meraviglia, tu godevi il rally, ma godevi anche la parte ecologica della natura. Oltretutto stavi via 15-20 giorni per ogni volta e avevi la possibilità di. Adesso parti la mattina, alla moglie dici: guarda, stasera finisco il rally e torno a casa stasera, perché ormai è talmente tutto compresso, tutto condensato, perché bisogna risparmiare, perché le diarie costano troppo, perché i meccanici costano troppo, perché tutto costa troppo, per cui siamo arrivati a ridurre in pillole tutto quello che in realtà una volta era abbastanza forse sovradimensionato come tempistiche, però era magari un po' anche molto ma il più rally una volta, l'hai visto, cioè l'hai vissuto anche tu, il rally una volta era un spirito di avventura, oltre che un'avventura, allora, intanto ce n'erano 10 o 12 di rally da fare in Italia, intanto una volta era una professione. Io ho cominciato, e anche tu hai cominciato, considerando il fatto che c'erano 20 posti disponibili, e se riuscivi a raggiungere uno di quei posti potevi pensare anche di arrivare a guadagnare 4 soldi. Io avevo iniziato facendo il giornalista, ho smesso tutto, ho cominciato a fare il rally, ho cominciato a guadagnare, sono arrivato a guadagnare delle cifre che al giorno d'oggi sono inammissibili. Poi si è improvvisamente imploso tutto, e adesso l'elemento umano non è più considerato, perché il navigatore, che ci sia o non ci sia, tanto le prove sono 3, le imparano a memoria, le sanno a memoria, quindi il navigatore secondo me potrebbe anche stare zitto. I regolamenti non li sa, neanche leggere un regolamento, arrivano dentro il motorhome, l'unica cosa che fanno è quella di andare a prendere il biberone pieno di pastrocci, di pastugli, eccetera, eccetera. C'è il direttore sportivo che fa tutto, se sbagliano qualcosa c'è il direttore sportivo che va a scassare i gabazzisi in direzione gara, quindi il navigatore praticamente non fa niente. Difatti non hai più il binomio Biasion, Siviero, Walter Roll, Geisdorfer, Toni, Manini, Presotto, Schedoni. A proposito di Presotto, dobbiamo ricordarvi che pochi giorni fa Max è stato a casa del buon Presotto, che ha festeggiato 80 primavere. Ed è rimasto sorpreso. No, sono rimasto sorpreso anch'io, perché mi spaventa di pensare che il mio pilota ha 80 anni, quindi di conseguenza io non li ho 80, però pian piano lo raggiungo. I prossimi sono 70. I nostri prossimi sono 69. Vabbè, ok. Però io credo che questo sport è quello che mi ha permesso di avere 69 anni, di poterlo ancora praticare da un punto di vista operativo, e di avere lo spirito di un ragazzino, perché dentro di noi, siamo ragazzini, vivendo con i ragazzini viviamo una mentalità molto più fresca, molto più genuina. Se dovessi pensare di andare a tagliare l'erba mi suicido domani mattina. Vero.
Pochi istanti fa, durante una sua disamina molto cruda, molto realistica, Max ha toccato il secondo punto di cui volevamo discutere in questa prima riedizione di Parliamone, ovvero le rotoballe in prova speciale. Le rompiballe. Perché in effetti è così, si vede, poi dopo si spostano oppure si sfilacciano. È un sistema per fare queste chicane mobili contro le quali io sinceramente non sono mai stato d'accordo. Tu nemmeno, perché a telecamere spente mi ha raccontato, ma è come che tu andassi delle cose che è meglio che non è come tu andassi a Monza, a un certo punto dico: cari ragazzi, adesso siccome è troppo veloce Monza ci mettiamo le rotoballe, e allora vai a me viene in mente il nome Prost, pensa a te, vai da Schumacher, anche lui, comunque vai da quelli, scusate ragazzi, ma sono partite, pronti via, vi mettiamo le rotoballe perché il primo rettilineo è troppo lungo. Allora noi corriamo in macchina, per carità, le macchine sono macchine performanti, sono macchine veloci, tutto quello che volete, ma corriamo in macchina, quindi a un certo punto è come dire, non lo so, non riesco a fare dei paragoni, però mettete le rotopalle, lo so, dei rettilini dei ciclisti, la stessa cosa identica. E quindi è un assurdo, è una presa per il culo, sinceramente. Sì, bisogna dirlo veramente in maniera molto dura, perché effettivamente, vedendo i camera car che noi proponiamo spesso nella nostra trasmissione, si vedono questi anche brevi rettilini, magari di 150 metri, interrotti da queste chicane, alcuni li chiamano pettini, altri li chiamano chicane, eccetera, dove poi dopo c'è magari anche lì chi lo trova perché è stata urtata, la trova aperta, per cui rispetto magari a un altro è più facilitato o meno. Sono delle condizioni veramente di cercare il parossismo della sicurezza in quei discorsi. Sì, perché è un palliativo, cioè secondo me non so neanche io come definirlo, è un'assurdità. Però d'altronde la federazione vuole così, la paura D'altra parte negli ultimi anni abbiamo assistito anche a degli incidenti cruenti, tipo l'inizio delle lame dei Galdrei, che sono diventati quello è un altro discorso, La rotoballe, cioè la balla di paglia o la protezione a proteggere le lame dei guardai, per carità, ben venga. Bene. Ma che io in una prova speciale da lungo sia spezzato da una rotoballe per cosa? Per diminuire cosa? La velocità, poi alla fine non è che diminuisci, anzi secondo me crei solo delle difficoltà e basta. Bene, siamo così giunti alla fine del nostro tempo dedicato per questo primo ritorno sulle scene televisive di Parliamone, e come tale sono felice di avervi ripresentato una persona che sicuramente non ha problemi a dire ciò che pensa, senza mezzi termini e senza peli sulla lingua. Abbiamo deciso di formare coppia, anche se siamo ambedue navigatori, per cercare di verificare le problematiche che ci sono dei rally, sia a livello nazionale ma sia anche a livello regionale. Parleremo nella prossima puntata, ad esempio, dei test e di altre problematiche che ci sono nei rally, quindi vi ripresento e saluto per voi Max Sghedoni. Sì. E io invece, come al solito, ringrazio voi per l'attenzione che ci date e continuate a scrivere magari suggerendoci dei temi. Amici sportivi, ecco che ho al mio fianco in questa fase della puntata Riccardo Pera, ovvero un giovanissimo che della velocità in pista ha fatto il suo credo. Mi ha fatto piacere riconvocarlo di fronte alle nostre telecamere, perché domenica è stato uno dei protagonisti, anzi ha vinto la classe GT alla 4 ore di Monza, ovvero gara italiana valida per la Le Mans Series. Tu eri sempre con il team EB Motors. Esatto, sì. Ok, e mi hai detto che eravate in 3 perché, essendo una 4 ore, il regolamento impone che siano 3 i piloti alla guida. Sì, esatto. Intanto buonasera a tutti. Eravamo a Monza a 4 ore dell'European Le Mans Series nella classe GTE, ovvero riservata alle macchine GT. La gara è un campionato europeo con tutte gare da 4 ore, avevamo la tappa italiana.
Essendo una gara di endurance, appunto, siamo 3 piloti a condividere la stessa macchina, quindi col cambio pilota a metà gara. E quindi niente, avevamo questa tappa italiana e sempre con lo stesso team BB Motors dello scorso anno siamo riusciti a strappare un terzo posto a fine gara e comunque un'ottima pole position che ho effettuato io il sabato davanti appunto a 2 piloti ufficiali Porsche, ovvero Gianmaria Bruni e Mark Lieb, e anche a piloti come Bertolini, che sono piloti comunque Ferrari, e anche a un ex pilota DTM, Molina. Comunque insomma è stato un bel weekend e poi contornato dalla terza posizione a fine gara e quindi a questo punto, dopo 2 gare, dopo la tappa francese e italiana, siamo secondi nel campionato. Bene, per chi di voi magari è appassionato delle vetture con le ruote coperte, e non in Formula ovviamente, avrà visto che c'erano delle vetture un po' strane, tipo le vetture con queste code, con queste pinne, ed erano quelle della classe LMP2, cioè le stesse che fra poco parteciperanno nelle varie classi alla mitica 24 ore di Le Mans. Esattamente. A telecamere spente ti ho fatto una domanda che mi ha fatto ridere, però vera. Cosa provavi quando sul dritto ti passavano come se tu fossi fermo? Sì, innanzitutto questo campionato qua siamo divisi in 3 categorie, classe GT, la nostra, l'LMP2 e anche l'LMP3. Le LMP3 sono sempre prototipi, però con appunto meno cavalli rispetto all'LMP2, quindi le LMP2 fanno gara a sé, diciamo, sono altra categoria, invece le LMP3 appunto sono un po' più veloci di noi, essendo sempre prototipi, però diciamo mi sono divertito anche a sorpassarne qualcuna durante la gara. Bene, bene. È una bella cosa, perché in effetti uno dice ah che pizza, una gara di 4 ore, invece non è assolutamente così, perché nei famosi stint, vedi come sono preparato, cioè praticamente nelle soste il box dove si fa il rifornimento, cambio gomme, eccetera, così, e dove, se non sbaglio, la sosta non è chi più è veloce più guadagna, ma c'è un tempo imposto. Esatto, c'è un tempo imposto. Praticamente c'è anche una fase bella dove il box vive praticamente la gara. Esattamente, perché comunque durante la gara ci sono tante safety car, essendo tante macchine in pista abbiamo tanti contatti e quindi comunque c'è sempre safety car oppure full corsiello, ovvero dei tratti di pista da fare a 80 all'ora, e comunque il box deve lavorare con le strategie, pensare appunto anche ai rifornimenti, ovvero a calcolare bene i litri di benzina a bordo della macchina per arrivare a fine gara. La benzina pesa come tale, più sei leggero più veloce vai. Esattamente, questo poi è il solito discorso. Anche calcolare appunto la quantità di benzina da mettere dentro la macchina per arrivare a fine gara. Comunque la gara di 4 ore bisogna effettuare tanti rifornimenti e quindi poi calcolarlo, combinarlo con i cambi gomme e cambi pilota, quindi comunque il muretto box, diciamo, il box deve fare un ottimo lavoro di strategia. Vi faccio un mini riassunto. Riccardo è venuto da noi l'anno scorso e ci ha delineato il fatto che lui praticamente già da piccolissimo è stato messo su un kart da suo padre, perché quindi non poteva certo diventare, non dico un ciclista, perché qua siamo in uno studio dove il ciclismo impera, però né un giocatore di basket, né, anche perché sei abbastanza alto, oppure, che ne so, un tiratore al piattello, cose altre genere, bensì un velocista. La realtà però è semplice. L'anno scorso tu venivi dalla vittoria nella Cayman Cup, due anni fa, e sei sbocciato nella Carrera Cup e nella prima metà dell'annata eri praticamente in testa a questa Carrera Cup. La domanda so che non ti fa piacere, ma per me è quasi obbligata. Come mai alla fine sei diventato secondo o sei arrivato secondo? Il diventato l'ho scelto non così buttato a caso, perché sembra che ci sia una sommatoria di fattori che hanno giocato un po' contro. Sì, esattamente. Innanzitutto venivo dalla vittoria della Porsche Cayman GT4 di 2 anni fa e quindi grazie agli aiuti, insomma, col team e appunto alla vittoria di questo campionato siamo arrivati a partecipare al campionato della Porsche Carrera Cup Italia del 2017. Insomma, con grande diciamo sopra le aspettative siamo arrivati a vincere subito le prime gare e ad arrivare gara 1, esattamente, arrivare fino a metà campionato con oltre 30 punti di vantaggio. Poi qualcosa è successo. Sì. Poi hai dato fastidio a qualcuno, e questo lo dico io,
oppure il giocattolo sembrava essersi rotto, diciamolo così. Esattamente, sì, da metà campionato in poi sono arrivate qualche penalità di troppo, qualche malinteso appunto con l'organizzazione del campionato, insomma anche il team è entrato un po' in conflitto, diciamo che cominciavano ad esserci giochi strani, cose inspiegabili e quindi... Che tu, avendo 19 anni... Sì, ma nessuno capiva, insomma, perché comunque non era successo praticamente niente. E alla fine siamo arrivati a fine campionato che avevo una penalità di 10 posizioni all'ultima gara, quindi mi avevano proprio messo in fondo al gruppo e ho fatto quello che potevo, ho cercato di rimontare, ma alla fine non c'è stato niente da fare, abbiamo terminato secondo per pochissimi punti. Questa cosa mi ha fatto veramente innervosire, però... Vabbè, insomma, questa diciamo che hai mantenuto i rapporti con EB Motors, che era lo stesso team con cui l'anno scorso avevi fatto quella positivissimo inizio di stagione. Quest'anno hai fatto questo salto che indubbiamente a livello europeo ti permette di correre fuori dall'ambito nazionale, farti esperienza. Esattamente. Ecco, il turismo tu lo vedi come una formula alternativa alla velocità pura delle formule e ti appaga, oppure secondo te è una parentesi momentanea? No, direi che comunque fin da piccolo mi sono sempre piaciute le macchine a ruote coperte, quindi diciamo ero più intenzionato a guardare gare GT invece che Formula. Comunque il Formula è un mondo per pochi, diciamo, ormai lo sappiamo, insomma, le Formula sono veramente... Bisogna avere il portafoglio a fisarmonica. Esattamente, oppure essere figli di campioni. Di chi si compra anche il team, come è successo in Williams. E quindi niente, comunque le GT... No, scusa se faccio apro una parentesi, ho condiviso un pensiero dove si vede su Facebook il buon Robert Kubica che dice: scusate, io faccio il pilota di riserva, però vado più veloce di quello che è il primo pilota del team e anche di quell'altro pagante, allora ditemi se sono in un sogno o vero, ma non di poco, il problema è che non era più veloce di poco. Di tanto, no, esatto. Però purtroppo ci sono certi scenari che determinano i quattrini in Formula 1, sono quelli che detengono il potere. E quindi l'EGT è un mondo più accessibile, quindi niente, spero con risultati poi in futuro magari di farmi del mio hobby un lavoro, diciamo, insomma. Ecco, in quest'ottica come fai tu ad accorgerti che magari stai facendo tutte le cose fatte bene? Perché ho in mente che la tua carriera possa essere come un muro, quindi ogni anno o ogni 6 mesi un mattone è messo al posto giusto, che ti permette di vedere che il muro sia costruito bene, allineato, pulito, perfetto. Come fai a renderti conto che qualche magari team manager o qualche direttore sportivo ti comincia a vedere con un altro occhio? Beh, insomma, innanzitutto se devo partire proprio dall'inizio, appena ho finito il kart, siamo arrivati nel campionato Porsche Cayman GT4 e l'abbiamo vinto subito, quindi era un piccolo primo passo, diciamo. Poi grazie anche al team EB Motors che ha creduto in me, siamo arrivati alla Carrera Cup dove abbiamo fatto un secondo buon posto e poi siamo arrivati appunto all'Europeo, sempre con lo stesso team, dove si ha uno sbocco diciamo molto più vasto e quindi comunque diciamo un gradino sotto il professionismo. Esattamente, anzi diciamo che proprio in quel campionato lì ci sono tanti piloti che fanno di professione, ma veramente tanti, e quindi appunto in questo campionato qua lavoro costantemente con piloti con ingegneri Porsche e quindi anche con negli altri team appunto ci sono piloti ufficiali Porsche che corrono contro di me, e un piccolo grande mattoncino l'ho messo alla gara di Monza, dove appunto in qualifica ho fatto la pole position davanti a 2 piloti Porsche ufficiali come Gianmaria Bruni e Mark Lieb, comunque stipendiati. Gianmaria Bruni prende 500.000 euro l'anno, quindi bell'ingaggio. Insomma, è stata veramente una bella sorpresa per tutti e lì a fine qualifica, insomma,
Sono stato davvero molto soddisfatto e molto lusingato di ricevere complimenti da personaggi importanti. Ecco. Voi, cari telespettatori, non potete vedere, ma al di là delle telecamere c'è Papà Pera che è lì seduto per portare bene come è andata l'anno scorso. Abbiamo voluto mantenere lo stesso assetto. L'ho invitato qui alla mia destra, ma ha detto no, manteniamo lo stesso assetto del 2017. E in effetti quando Riccardo ha detto quella cifra che prende quel pilota di ingaggio, ha fatto un gesto tipo benvengano quegli ingaggi, perché effettivamente a 19 anni sarebbe già come toccare il cielo con un dito. Ma la realtà, ecco, adesso volevo farti una domanda che non esula dal discorso corse. Come tu svolgi la tua attività nella giornata tipo? Perché poi in ogni caso tu avrai un problema scuola, studio, eccetera. Quest'anno abbiamo voluto far sapere a chi ci vede da casa com'è l'attività di coloro i quali poi magari il sabato e la domenica vestono la tuta, vanno a correre e diventano un personaggio diverso dalla vita di tutti i giorni. Esatto, intanto... Tipo, c'è il 98%, anzi il 99,8% vanno al lunedì mattina vanno a lavorare. Primo. Esatto. Tu che fai? Io ho quasi 19 anni, quindi sono l'ultimo anno di scuola e quest'anno avrò la maturità, insomma, quindi la mia giornata la passo sui libri e quindi niente, anzi mi devo impegnare perché tra un mese c'è l'esame. Vabbè, insomma, dai, però almeno la famosa maturità, pensa quando ti diranno buongiorno, è maturo, e devi andare finalmente, no, poi, come tutte le cose, quali sono quei genitori che dicono prendi un pezzo di carta, finisci le scuole e poi si va avanti. Anche se poi magari per alcuni lavori vale di più magari la raccomandazione che non il savoir-faire, però fondamentalmente dai, la cultura ha sempre il suo bel peso. Esattamente. Quindi innanzitutto, primo discorso, la scuola. La scuola, esattamente. Poi l'attività fisica come la mantieni? Poi, dal lunedì al giovedì? Io innanzitutto faccio tante corse a piedi durante appena terminato lo studio. Quindi aerobica. Esattamente, aerobica e anche appunto comunque un programma di allenamenti in palestra con il mio preparatore, anzi saluto Giacomo Franchi, e niente, quindi ci alleniamo per prepararci poi a tutti gli appuntamenti. Quindi anche tu sei uno di quei matti che magari vanno in palestra col casco in modo tale che così riesci a fare esatto. Tutte quelle cose, perché avere in testa 1,2 kg in più esatto. un tot di ore, i muscoli del collo dopo un po' soffrono. Esattamente. Perché non sembra, la gente magari dice è impossibile, non è vero. No, anzi, serve perché appunto alla gara di Monza ho fatto 1 ora e 45 di stint uno dietro l'altro, cioè tutti di fila, e non sembrano tanti per chi sta in macchina, ma farli tutti di corsa a gas in fondo col casco, la tuta, insomma è veramente tanto. Senti un po', una domanda che magari ti può apparire strana, ma se ti offrissero di fare la 24 ore di Le Mans la faresti? Certo, è il mio sogno, insomma. Diciamo che per correre di notte con questa grande differenza di velocità fra il dritto delle Unodier e tutto il resto. Esattamente, no, quello sarebbe il mio sogno da quando sono piccolo, insomma. E spero che prima o poi si realizzi questo sogno, insomma. Quest'anno siamo arrivati vicini, però tra maturità, tra scuola e tra altri fattori, insomma, che comunque sono determinanti. Anche perché la 24 ore è a metà giugno, di solito tempo di esami. Esattamente. Quindi quest'anno purtroppo sì. Sepponò, come si dice a Milano. Purtroppo sì. Bene, dunque tu quest'anno farai queste. Quante gare sono queste? Sono 6 gare, 2 le abbiamo già fatte, ne mancheranno 4. Bene, cosa prevedi che possa essere un discorso, mi hai detto a inizio intervista che sei secondo. Siamo secondi, sì, abbiamo ancora 4 gare, è veramente difficile, questo campionato è veramente combattuto, appunto essendoci equipaggi veramente forti, però puntiamo ad arrivare nei primi 2, insomma, per ottenere l'iscrizione gratis, diciamo, alla 24 ore di Le Mans del prossimo anno, insomma. Tu quest'anno sei alla guida di una 911 GTE RSR. RSR, bene. E in che cosa è differente dalla vettura della Carrera Cup, così per sommi capi? Innanzitutto è la massima espressione che Porsche porta in pista, da quando l'anno scorso ha abbandonato il progetto LMP1, adesso cioè i prototipi, adesso la Porsche porta solo quella macchina, anche la 24 ore di Le Mans, quindi è già un onore correre con questa bestia, insomma. Diciamo che ha fatto bene, perché poi stava ammazzando al mondiale Endurance. Esattamente, poi comunque è la prima Porsche a motore centrale, la prima Porsche in assoluto,
e insomma comunque è un onore correrci e insomma sapere cavalleria quanto siamo? Siamo sui 550 cavalli, poi dipende insomma dal BOP, certo. dal regolamento. BOP insomma. Vuol dire Balance of Performance, esattamente, che è una struttura, è un sistema per cui si cerca di livellare con le altre case, con le altre case in pista, appunto modificando o mettendo, obbligando chi va troppo veloce a mettere dei pesi in modo tale che siano tutti uguali e si cerca di dare spettacolo. Esattamente. Sogno tuo nel cassetto qual è nell'arco da qui, non a quest'anno, ma diciamo a 20 anni, 21, alla maturità? Beh, diciamo innanzitutto di scuola finita, e in un futuro insomma di continuare a correre intanto e di fare appunto del mio hobby un lavoro, insomma, ecco. Questo è uno sport che mi piace tanto, spero di poterlo continuare a praticare, insomma, anche con i risultati che sto ottenendo e poi, ecco, magari fare un lavoro, una professione, insomma, ecco, questo sarebbe il mio sogno. Vediamo ultimissima, il fan club Riccardo Pera, da quante persone è composto? Beh, è composto da tante persone, soprattutto tutti i miei amici del paese, amici tutti di Lucca, insomma siamo veramente tanti, ogni gara mi vengono sempre a sostenere, quindi... Te l'ho chiesto perché l'anno scorso al Mugello ero lì e ho visto veramente che eri circondato da un'aureola di persone che è stato veramente, calcolando che era il tuo primo anno, diciamo così, da pilota impegnato in un campionato, mi ha fatto veramente mi ha dato molto piacere e soprattutto un riscontro positivo, perché nel totale quasi abbandono di pubblico sulle tribune si vedeva invece che nel paddock attorno a te c'era questo numero di persone che quasi quasi ti componeva un'areola particolare. È bello, è una bella cosa. È veramente, veramente bello, insomma, dà anche uno stimolo in più, ecco, per fare sempre meglio. Bene signori, il tempo anche in questo caso ha detto stop, siamo felici di avervi ripresentato in un'annata ancora che speriamo positiva, soprattutto per lui, Riccardo Pera, che è un lucchese giovane e che soprattutto ha già le idee chiare in testa. Quindi lo ringraziamo noi per voi, e Toscana TV Motori continuate anche voi a seguirci. Il pilota pisano Roberto Lacorte con Giorgio Sernagiotto e il brasiliano Felipe Nasr hanno concluso un'ottima 4 ore di Monza sulla Dallara P217 della Villorba Corse, secondo round dell'European Le Mans Series. Scattati dalla settima fila, hanno affrontato una gara impegnativa, caratterizzata nella prima metà da molte interruzioni di ritmo per incidenti e relative entrate in pista della safety car, dando vita nella restante parte ad una rimonta fino alla terza piazza, salvo poi perdere tempo e molte posizioni per un'imperfetta sosta ai box. Il nuovo pilota del team, Felipe Nasr, in sostituzione di Andrea Belicchi, impossibilitato a gareggiare per problemi fisici, si è prodotto in un aggressivo ultimo turno di guida, riuscendo a risalire fino al 9° posto assoluto. Prossima gara e centrale appuntamento del programma 2018 per la Dallara numero 47 sarà la 24 ore di Le Mans, in programma a metà giugno, dove il team Villorba Corse sarà l'unico rappresentante tricolore tra i prototipi. La Targa Florio Historic Rally è stata teatro del terzo round di campionato italiano Rally Autostoriche. La corsa automobilistica più antica del mondo ancora una volta ha riacceso le emozioni mai sopite attraverso le auto che sono state le protagoniste prima di una gara di velocità dal fascino e dalla gloria intramontabili, poi di una epopea dei rally che affonda le sue radici nei primi anni 70, per poi prendere il testimone della competizione attraverso la quale si assegna il trofeo più ambito al mondo. Nella particolare ed appassionata atmosfera siciliana, fatta di luce, colori, profumi e suoni, si entra sin dai giorni che precedono l'accensione dei motori. Poi, quando si è vicini alla pedana di partenza in Piazza Verdi a Palermo, con l'imponente cornice del Teatro Massimo, 2 ali di folla che attendono il passaggio delle auto, le emozioni si fanno più vibranti e i protagonisti a stento le nascondono.
Elia Bossalini e Harshana Ratnayake su Porsche 911 hanno vinto la targa Florio Historic Rally con il successo nel quarto raggruppamento. Nel terzo round di campionato italiano Rally Autostoriche ha comandato dall'inizio alla fine Elia Bossalini. Sulla Porsche 911 SCRS curata dal team Guagliardo e portacolori della palermitana Highland Motorsport, il pilota piacentino è stato autore di 4 scratch, malgrado una toccata all'anteriore destro nelle battute iniziali. Ha preso del margine nelle prime prove ed è riuscito a mantenerlo con un ritmo elevato e costante, che lo ha portato a respingere le insidie delle difficili strade delle Madonie e degli agguerriti avversari. Ci ha creduto Bossalini, è stata una vittoria cercata e voluta, come ha affermato quando al traguardo nel cuore di Cefalù, nella piazza prospicente la cattedrale normanna, patrimonio UNESCO, l'equipaggio formato dal driver lombardo e dal navigatore dello Sri Lanka ha festeggiato con l'intero team Guagliardo. Siamo molto contenti, la gara molto difficile. Il meteo non ci ha lasciato mai stare un attimo e veramente una gara tosta davvero. Poi non l'avevo mai fatta perché l'anno scorso sono stato qua, ma purtroppo è stata annullata la gara e ci siamo rifatti direi bene quest'anno. I vincitori hanno respinto colpo su colpo i tentativi di rimonta di Luchi. L'esperto driver vicentino del Rally Club Team in equipaggio con la navigatrice dai grandi trascorsi nel mondiale Fabrizia Pons sulla Lancia Delta integrale si è aggiudicato una speciale in più, ma ha concluso secondo di quarto raggruppamento e sul palco d'onore a Cefalù dietro a Bossalini e davanti al tenace toscano Walter Pierangeli, alfiere Pro Racing, terzo insieme a Giancarlo Guzzi con la Ford Sierra Cosworth, malgrado qualche noia alla frizione nel primo giro di prove. I due protagonisti hanno raccontato la loro targa historiche a fasi alterne. Sì, abbiamo sbagliato le gomme sulla prima prova di questa mattina e la Gibilmanna, dove nella prima prova stamattina siamo andati con le gomme d'asciutto e metà prova era bagnata, e su Gibilmanna siamo andati con le gomme Rain ed era completamente asciutta. Purtroppo abbiamo fatto delle brutte scelte e quindi le paghiamo, però è stata una bella gara comunque. Un po' stregata per me la targa perché non riesco mai a vincerla e quindi la vincerò un giorno. Dominio siciliano in terzo raggruppamento, con successo pieno del rientrante Natale Mannino, navigato da Giacomo Giannone, equipaggio palermitano che sulla Porsche 911 SC ha riscattato il ritiro patito nel 2016 mentre era in testa. Mannino ha dovuto correre e respingere gli attacchi dell'amico ed avversario Claudio Lafranca, anche lui sulla Porsche 911 per i colori Aspas, sulla quale a leggere le note è stato Vincenzo Di Sano. Terzo sul podio l'equipaggio cefaludese formato da Piero Vazzana e Roberto Genovese, che con la loro 911 hanno completato un podio tutto Porsche, non sapendo nascondere l'emozione sul traguardo di casa. Il problema dell'estate è stato serio quest'anno. Abbiamo avuto difficoltà sia nella scelta delle gomme, anche perché magari montavi da bagnato e trovavi asciutto o viceversa. E comunque è andata bene perché abbiamo vinto il raggruppamento. Peccato ieri che abbiamo lasciato molto tempo dentro la prova spettacolo, abbiamo avuto un problema al freno a mano che restava bloccato, altrimenti saremmo anche avanti nella classifica assoluta. Il rientro è stato buono dopo un anno d'assenza, dovuto purtroppo a un'operazione alla schiena, e quindi ora siamo di nuovo al top, quindi gli avversari sono avvisati. A ridosso del podio il figlio d'arte Alberto Battistolli con la bella e sempre spettacolare Fiat 131 Abarth, di cui il giovane veneto ha domato a fatica la tendenza al sottosterzo sulle strade madonite. Un assetto non ottimale che ha impegnato il driver veneto oltre il previsto, ma ha certamente deliziato il pubblico con il suono della berlina dello Scorpione e le spettacolari evoluzioni. Assolutamente sì, comunque sono felicissimo di aver completato il mio primo targa Florio, spero che sia il primo di tanti. Sfortunatamente nella penultima prova speciale abbiamo avuto un problema con un sostegno del differenziale posteriore e questo ci ha fatto perdere molto tempo, ma grazie sempre ai ragazzi del K-Sport ci hanno messo a posto la macchina in tempo per finire l'ultimo controllo orario e poi finire l'ultima speciale. Top 5 completata dalla bella Ferrari 308 GTB che il messinese di CST Sport Pepi Bosurci ha riportato alla targa Florio, gara che ha visto la vettura del cavallino vincitrice nel 1981 e nell'82.
Nel secondo raggruppamento altro successo palermitano con l'equipaggio del team Bassano, Marco Savioli ed Alessandro Failla, che hanno fatto il pieno di punti tricolori sulla Porsche Carrera RS, anche se il pilota avrebbe preferito delle regolazioni tecniche più adeguate all'impegnativa gara. Sì, è andata bene, abbiamo avuto dei problemi al primo giro, sia problemi insomma di assetto, e poi non abbiamo montato mai le gomme da bagnato, per cui insomma siamo stati penalizzati in alcune prove. Poi ho sistemato la macchina perché ho capito cos'era, e nel secondo giro credo che qualche tempo interessante c'è stato, e quindi sono contento. Piazza d'onore per Francesco Mannino e Giuseppe Amato sulla Opel GT 1.9, che hanno avuto la meglio nel confronto diretto con un altro equipaggio da sempre legato alla targa e formato da Sergio Palmisano e Salvatore Giambone sull'energica BMW 2002. Alla fine il distacco è stato davvero esiguo tra i due equipaggi. Sotto al podio la bella Alfa Romeo GT AM dei portacolori della scuderia Etna Ruggero Nicolosi e Gaetano Puleo Spoto, che hanno dominato la classe, dove ad inseguire è stato il duo di casa formato da Leonardo Cristadoro e Marco Marin sulla Lancia Fulvia Coupé. Nel primo raggruppamento infine si è imposto Pierluigi Fullone, il madonita di Collesano, che ha difeso il proprio dominio calando il poker di vittoria alla targa Florio Historic Rally con la BMW 2002 curata dalla Factory di famiglia e condivisa con l'esperto veterano Francesco Lafranca. L'equipaggio Festina Lente ha anche sempre viaggiato nei piani alti di una ipotetica classifica assoluta, non concedendo a nessuno di avvicinarsi al vertice. Ancora una volta il giovane pilota ha dimostrato che il suo feeling con le strade di casa rimane incontrastato ed il feeling con l'agile vettura è perfetto. Secondo, sul podio di categoria, alla sua prima targa Florio, il varesino della Rally & Co Marco Dell'Acqua, navigato dal bravo cefaludese Ernesto Rizzo sulla Porsche 911, navigatore che si è rivelato elemento determinante per l'efficace risultato sulle difficili strade siciliane. Sul terzo gradino del podio sono saliti Vito Molinari e Ferdinando Renda, i trapanesi del team del Mago, che sulla BMW 2002 Ti hanno gratificato sul podio il rientro in gara e si sono imposti con tenacia nel testa a testa per il podio con Antonio Parisi e Giuseppe D'Angelo, staccati alla fine di soli 17 secondi. Poco più di 80 minuti di motorsport passano veramente in un lampo, quindi anche per questa settimana siamo stati insieme e avete potuto godere delle spettacolari emozioni e immagini che la nostra trasmissione vi trasmette. Vi aspetto quindi fra 7 giorni, stessa ora, stesso canale. Buona serata.